Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Magari aspettiamo un paio di secondi se si colleghino un po' di persone sui nostri canali, su Facebook. Vi ricordo che queste parti del colloquio scientifico si possono vedere sulla pagina Facebook del WASH sull'impresa sociale, su YouTube e sulla pagina web della rivista Impresa Sociale. Abbiamo finito poco fa una prima parte di questo evento, il colloquio scientifico sull'impresa sociale, il dibattito di apertura. Ci fa piacere che ci avete seguito in molti e ci sembra che sia stata una discussione animata e fruttuosa per i temi che ha trattato. Adesso partiamo con dei webinar dedicati più a singole ricerche proposte da ricercatori. Mi presento, sono Silvia Renzi di Iris Network e vi accompagno in questi momenti del convegno che appunto saranno dedicati a degli approfondimenti. Che cos'è il colloquio scientifico sull'impresa sociale? È un convegno che viene organizzato annualmente da Iris Network in una città diversa ogni anno, tutta Italia, in partnership con un socio del nostro network. Saremmo dovuti essere a Torino quest'anno, poi come sapete è successo quello che è successo, quindi abbiamo cercato di rimodulare questo evento in questo modo. Però approfitto per ringraziare il gruppo di lavoro di Torino Social Impact con cui avevamo iniziato la progettazione e confidiamo di essere il prossimo anno con gli amici di Torino. Sono con me delle persone oggi che vi presento subito velocemente e poi più nel dettaglio quando passo loro la parola per le presentazioni. Quindi sono con noi Sara De Pedri, Maurizio Busacca, Lavinia Pastore, Antonietta Cosentino, 4 giovani ricercatori che presenteranno i loro lavori. Un saluto a tutti. E poi è con noi Giorgio Liotti, che è un ricercatore dell'Università di Napoli, Federico II, che ci aiuterà in una seconda parte, nel momento un po' più di dibattito e di domande con i relatori. Direi che possiamo subito iniziare con il primo lavoro. Quindi lascio a brevissimo la parola a Sara De Pedri, che sarà la prima presentazione di questo webinar, di cui ricordo il titolo: Impresa sociale quando la valutazione genera impatto per gli stakeholder. Sara partirà con un lavoro legato a dei processi di inclusione sociale e inclusione lavorativa, approfondendo appunto come la valutazione di impatto in questi casi, che risultati ha dato per dei progetti che hanno portato avanti e che impatto hanno poi nel lavoro e nelle organizzazioni. Sara De Pedri è una ricercatrice di Urixe, è in sostituzione per questa presentazione con una sua collega e collaboratrice, quindi grazie di esserci comunque. Ci dovrà lasciare poco dopo la sua presentazione per questioni familiari, però grazie davvero di essere con noi. Grazie tanti a voi, è un piacere tornare ad essere in questa forma e in questa veste anche di mamma, data la necessaria conciliazione in queste giornate, di nuovo al colloquio di Iris Network. La mia presentazione verte appunto i processi di inclusione sociale e lavorativa. Ci inseriamo quindi all'interno del dibattito e degli obiettivi di questo workshop e di questo colloquio quest'anno, e proprio cercando di riflettere su come le due azioni possano essere complementari, possano affiancarsi e rafforzare quelle che sono le ricadute e quindi gli impatti di breve ma anche di medio-lungo periodo
sia sui beneficiari diretti delle azioni che sugli stakeholder di progetto in generale e sulla comunità. Quindi una riflessione che vuole guardare come obiettivo di Eurix da numerosi anni sia alla componente di socialità dell'azione delle cooperative, sia alle funzioni più produttive e di benessere anche in termini di creazione di occupazione. In questo caso diretta ad una particolare categoria di soggetti svantaggiati che è quella dei detenuti. Allora, guardando nel dettaglio a quello che è stato il lavoro compiuto, la nostra organizzazione svolge anche analisi funzionali in maniera specifica a quelli che sono degli interessi di ricerca e interessi di approfondimento di singole organizzazioni. Quindi abbiamo ricevuto qualche anno fa la richiesta di affiancamento ad una rete di progetto che è progetto Esodo rispetto alla necessità e volontà di fare un processo di valutazione dell'impatto sociale e dell'impatto anche economico di un progetto specifico condotto all'interno del carcere e anche al di fuori del carcere presso una rete di organizzazioni, di associazioni e di cooperative sociali ed enti di terzo settore funzionale all'inclusione sociale e occupazionale di ex detenuti o persone ammesse alle pene alternative. In questa analisi progettuale i nostri obiettivi erano molteplici. Da una parte c'era la esplicita volontà di fare un processo valutativo funzionale a quello che era l'attore chiave al momento principale del supporto della realizzazione del progetto, la Fondazione Cari Verona, che fin dalla sua creazione aveva sostenuto appunto la realizzazione del progetto e che aveva bisogno di dati concreti, di un processo di valutazione approfondito per rendicontare quelli che erano stati gli esiti, i risultati anche in termini di impatti complessivi generati dal progetto finanziato fino a quel momento. In effetti il progetto aveva iniziato la sua attività nel 2011 e noi abbiamo iniziato nel 2016 ad affiancare la rete di organizzazioni per la conduzione del processo di valutazione. Seconda domanda era proprio quella che è più specifica al presente contributo e quindi al paper presentato, di verificare come la funzione di inclusione sociale accompagnata da processi di inclusione lavorativa rafforzino quelle che sono le ricadute in termini di benessere, di completezza della persona, di recupero della persona, ma rafforzino anche quelle che sono le conoscenze, i processi, le integrazioni e le filiere all'interno degli enti di terzo settore coinvolti e quindi siano produttivi di maggiori risultati sia per il singolo individuo e beneficiario dell'azione sia per la collettività. Infine c'era una volontà di dotare le organizzazioni della rete anche di strumentazioni da utilizzare poi anche negli anni successivi proprio per avere un monitoraggio più concreto delle azioni e per andare ad ottenere dati utili alla propria ripianificazione strategica in un processo quindi di crescita. Ecco che allora il nostro lavoro anche in questa presentazione si può focalizzare su due elementi, quello della valutazione concreta e utile a fini rendicontativi esterni, appunto il processo verso Cari Verona, ma anche quello della valutazione assolutamente funzionale alla pianificazione strategica degli enti e quindi utile per una crescita, per cambiamenti organizzativi, per miglioramenti e per un confronto. Alla luce appunto di queste volontà e di questi obiettivi, su progetto Esodo abbiamo realizzato una serie di azioni considerando da una parte gli enti partner molto eterogenei e quindi i diversi obiettivi, da quelli dei soggetti fondatori come la Diocesi di Verona, Vicenza, Belluno e Feltre, da quelli del soggetto finanziatore principale, la Fondazione Cari Verona, a quelli degli enti pubblici coinvolti nella rete.
e quindi il garante dei diritti delle persone private e della libertà del Comune di Verona, l'ufficio di esecuzione penale esterna, il provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria. Quindi molteplici sguardi che leggevano gli obiettivi progettuali con una diversa lente e che dovevano essere conciliati all'interno della lettura dei risultati e delle ricadute, guardando inoltre alla complessità del progetto per la sua eterogeneità di azioni portate avanti, quella della formazione fatta ai detenuti all'interno delle mura carcerarie, quella della residenzialità e del sostegno sociale ed assistenziale realizzati presso gli enti della rete, quindi prevalentemente associazioni e cooperative sociali, e quella dell'area lavoro resa funzionale alle intercettazioni di organizzazioni esterne, sia collegate alla rete partner che organizzazioni di imprese del territorio, funzionale a trovare occupazione appunto ai beneficiari delle azioni di progetto Esodo. Questo lavoro e questo progetto si deve calare all'interno anche della comprensione di quello che è il contesto di riferimento, un contesto caratterizzato da una popolazione carceraria molto elevata e da un fortissimo problema legato al sovraffollamento delle carceri, e quindi un problema sociale, un problema legato al benessere, un problema legato anche alla gestione economica poi delle carceri rispetto a quelle che sono le dimensioni. E quindi sicuramente va tenuto presente come il progetto si sia calato all'interno di una tematica molto sensibile per la collettività negli anni di riferimento, e abbia voluto rispondere proprio fin dalla sua origine anche a quelle che erano le sollecitazioni europee per un recupero delle persone detenute, un reinserimento sociale e un miglioramento del loro benessere sia all'interno dei carceri che poi soprattutto nel ricollocamento all'interno della società. Il metodo che noi abbiamo applicato è un metodo che noi già da anni realizziamo. Abbiamo declinato su questo progetto il metodo Impact, che è il metodo per la valutazione dell'impatto sociale, che ha come base scientifica di riferimento la catena di creazione del valore e dell'impatto, e quindi che guarda a quelle che sono le dimensioni di input e di risorse messe all'interno del progetto, a quelli che sono i processi e quindi le attività che vengono realizzate, in questo caso in modo specifico al lavoro di rete molto funzionale alla creazione dei processi di filiera e di presa in carico della persona detenuta a tutto tondo, a quelli che sono i risultati più oggettivi dell'azione, fino a quando si va a verificare quelle che sono le dimensioni anche di benessere e gli impatti, quindi guardando a quelle che sono le ricadute di medio-lungo periodo su tutti gli stakeholder e sulla comunità. All'interno di questo processo di analisi e quindi di questa metodologia abbiamo calato essenzialmente 3 strumenti di ricerca: un questionario rivolto agli enti, nel quale abbiamo raccolto fondamentalmente tutti i dati relativi alla prima parte della catena di creazione del valore, quella che va dalle risorse, gli input fino agli output; un questionario agli stakeholder principali dell'azione, quindi abbiamo intervistato i detenuti e gli ex detenuti beneficiari delle azioni di progetto Esodo, arrivando a declinare dimensioni di outcome ma anche di impatto, e infine abbiamo fatto interviste agli stakeholder istituzionali per verificare quelle che fossero le sensazioni in maniera più estesa rispetto alle ricadute per la collettività e rispetto alle analisi complessive. Guardiamo a quelli che sono quindi i risultati principali raggiunti all'interno grazie alla metodologia, anche se non vorrei scorrere nel dettaglio i numeri ed i risultati, ma leggere all'utilità del dato e soprattutto appunto per comprendere come questo possa portare informazioni già aggiuntive nel processo di valutazione, ma anche di strutturazione della propria pianificazione strategica. I numeri di progetto sono molto rilevanti, sia da un punto di vista di risorse economiche apportate al progetto. La rete degli stakeholder è molto estesa, riguarda, come avevo anticipato, 3 province, quella di Verona, quella di Vicenza e quella di Belluno,
e l'azione ha beneficiato di un contributo molto consistente, come già anticipato, da parte della Fondazione Cariverona. A questo si sono aggiunte quote prestabilite orientativamente attorno del 10% di autofinanziamento da parte degli enti. I flussi economici con volontà di Fondazione Cariverona sono progressivamente diminuiti nel tempo e le riduzioni sono state spiegate da una volontà esplicita della Fondazione di rendere il progetto sempre più autonomo e sempre più alla ricerca di ulteriori finanziamenti. Le risorse interne comunque immesse dalle organizzazioni e degli enti sono sempre state significative e effettivamente si nota come nel tempo la quota di autofinanziamento sia salita ben oltre il 10% pattuito con la Fondazione Cariverona, ad indicare proprio una ricerca progressiva e di aumento della propria indipendenza economica, anche se questa, come vediamo dalle cifre, è più difficile da raggiungere data la tipologia di azioni perseguite. Leggendo alle ulteriori risorse immesse all'interno del progetto, ovviamente le risorse umane sono molto significative dal punto di vista dei numeri, una eterogeneità di soggetti, molti lavoratori, 122 complessivamente, coinvolti nel progetto, anche se con un impegno temporale abbastanza limitato ciascuno, poiché si sono attivi anche su altre azioni e servizi promossi dall'organizzazione. Questi numeri vanno letti e abbiamo letto insieme a Progetto Esodo non soltanto tuttavia come risorse messe all'interno delle organizzazioni, ma anche come risultato, come impatto occupazionale che le azioni del progetto hanno potuto attivare, e quindi abbiamo anche intercettato come poi la partecipazione al progetto abbia permesso di stabilizzare posizioni occupazionali, abbia permesso di creare un know-how all'interno delle persone, migliori conoscenze, migliori livelli di capitale sociali, quindi attivando una risorsa rilevante all'interno di questo settore. Per quanto riguarda i risultati più diretti, le azioni sono state molto significative e guardando quelli che sono i dati proprio a cavallo fra 2014 e 2016, gli anni che siamo riusciti a monitorare con maggiore attenzione, data la stabilità dei partner in questo periodo, e data la maggiore raccolta dati concreta all'interno degli enti in questi anni di riferimento, vediamo che i numeri sono molto interessanti. 161 i beneficiari di attività formative, 111 in esecuzioni penali esterne e 42 all'interno del carcere. Vediamo che ci sono eterogeneità di forme contrattuali offerte alle persone inserite e che accanto all'area lavoro in senso più stretto ci sono anche percorsi formativi di creazione di abilità lavorative, non soltanto di tipo tecnico, ma anche e molto frequentemente di soft skill, quindi capacità di relazionarsi, di seguire il recupero della persona nelle modalità in cui ci si relaziona appunto sia con i propri pari che con i superiori. Un'evoluzione nelle modalità di percezione del proprio ruolo soggettivo e grazie al recupero occupazionale. Accanto a questi dati vi sono ovviamente anche i dati su quelle che sono le azioni più di tipo sociale, e quindi il fatto che ci sia stato anche una forte attenzione, un forte supporto per coloro che sono usciti dalla detenzione e che sono ammessi alle pene alternative o ex detenuti, affiancamento che è avvenuto sia con un supporto di tipo pratico come quello linguistico, come quello abitativo, come quello di mensa, ma un supporto che molto spesso è consistito anche in un affiancamento psicologico e in azioni volte a reinserire il soggetto all'interno della collettività.
cosa questo mix di azioni ha prodotto? Ha prodotto benessere in senso di recupero della persona, di analisi del sé in termini di volontà e opportunità di sentirsi reinserito nella società, ha prodotto opportunità occupazionali concrete e quindi la possibilità di essere poi reinseriti anche in percorsi di lungo periodo e quindi con contratti a tempo indeterminato all'interno della società, ha prodotto un capitale sociale elevato, come qui viene rappresentato, percepito dai lavoratori e dai detenuti che sono stati intervistati attraverso i questionari ad essi rivolte, ha prodotto quindi un progressivo ritorno alla fiducia verso l'esterno, alla volontà di rispettare le regole e di reinserirsi a pieno titolo all'interno della società. Quindi accanto alla dimensione occupazionale in senso stretto, osserviamo come ci siano state importanti e essenziali ricadute in termini appunto di recupero della persona e nella sua identità. Ovviamente ci sono anche altri aspetti di ricaduta sugli enti coinvolti all'interno della rete e che hanno beneficiato di uno scambio di conoscenze, di una condivisione più approfondita di pratiche, di buone prassi, di metodi e di strategie che si sono messe in filiera, ottimizzando quindi l'uso delle risorse, condividendo le progettualità, nonostante si siano evidenziate all'interno della valutazione delle lacune nel metodo proprio con cui vengono realizzati i confronti, nella modalità con cui si prediligono i confronti con i vertici e quindi con gli enti pubblici di riferimento piuttosto che con i confronti fra pari. Emergono tuttavia importanti ricadute anche nel coinvolgimento di soggetti esterni alla rete e quindi l'aver creato progressivamente un ampliamento dei soggetti coinvolti e coinvolgibili nelle azioni, attivando ancora una volta risorse economiche e capitale sociale all'interno dei propri territori. Impatti tuttavia che sono rilevabili poi in maniera specifica anche come ricadute sulle pubbliche amministrazioni, sia da un punto di vista progettuale, forte la coprogettazione nella quale emerge proprio il beneficio diretto per tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche forti ricadute di natura economica, considerando ad esempio, dato molto rilevante in questo tipo di analisi, che la recidiva risulta molto bassa rispetto a quello che è il dato medio rilevato da indagini nazionale. Se a livello nazionale la recidiva solitamente si colloca attorno al 19%, all'interno del campione degli analizzati di progetto Esodo prendendo a target un anno specifico di riferimento, la recidiva è risultata pari al 13,7. Quindi dati che fanno percepire come comunque ci siano state delle buone ricadute appunto anche sul comportamento dei singoli detenuti, su quelli che sono i costi legati alla pubblica amministrazione e ai processi di detenzione, ma che hanno ovviamente ricadute anche sulla collettività, poiché si riduce il rischio la percezione di rischio da parte dei cittadini, riducendosi il tasso di criminalità nei luoghi, si attivano cittadini e sensibilizzano a questo tipo di problematiche, avvicinandoli quindi e sensibilizzandoli non solo con delle azioni esterne, ma poi vedendone le ricadute in termini di aumento progressivo anche dei volontari che vengono inseriti all'interno di questi percorsi, di questi recuperi. Quindi in conclusione vorrei sottolineare come il percorso sia stato parzialmente completo, nel senso che forse l'analisi avrebbe richiesto un arricchimento in termini di dati, maggiore completezze, quelle che sono appunto analisi più a tutto tondo del percorso e questo non
non è stato consentito, date le difficoltà oggettive, di esplorare i dati che erano già stati in precedenza raccolti e poter affiancare lo sviluppo e la sperimentazione all'interno di progetto ESO della rete soltanto per un numero limitato di mesi, e quindi non avere la possibilità di un monitoraggio e di un affiancamento continuativo. Tuttavia il dato principale che riportiamo è quello del aver fornito alla rete delle strumentazioni che oggi la rete stessa mette in campo e riesce ad utilizzare per fare un monitoraggio e per affrontare anche delle logiche di miglioramento delle azioni collettive di rete, quindi miglioramento a favore degli eterogenei stakeholder che appunto sono stati inseriti anche in questi percorsi valutativi. Grazie. Grazie Sara, grazie. Io mi ero segnata 2 note, ma molto veloci, non come domande, ma più chino per anticipare anche prossime presentazioni. Una è quella sul metodo. Tu ci hai parlato del vostro metodo Impact. Direi che oggi vediamo più metodi nelle prossime presentazioni e comunque il florilegio di criteri e metodi che al giorno d'oggi ci sono su questi temi è molto ampio, ma ci tenevo soprattutto a dire come il vostro e anche i prossimi che ascolteremo in quest'ora ci sembrava fossero sia diciamo aderenti a una adattabilità sulle organizzazioni, quindi non degli schemi generali applicabili sempre ovunque, e l'altro aspetto che fossero attenti, e da qui il titolo alla sessione, proprio alla molteplicità delle stakeholder, quindi volevo un po' fare questa sottolineatura. E un po' quello che tu hai detto in chiusura sui pro e contro del lavoro di rete. Una cosa che credo sia emersa dal vostro lavoro è come in realtà i processi di valutazione possono avere anche dei forti impatti sui cambiamenti organizzativi delle organizzazioni, e questo credo che sia evidente in più passaggi e anche nei progetti che seguiranno, e quindi qualcosa ancora da fare appunto a livello di rete, e comunque lo teniamo lì come spunti di riflessione e di lavori anche futuri. Ma do la parola a Lavigna se ci aiuta a fare qualche domanda o riflessione ulteriore per la tua presentazione. O hai cambiato interlocutore? No? È Giorgio forse che devo sentire? Giorgio, perfetto, mi sembra giusto. Ok, sì. Allora, Sara, è un bellissimo lavoro. Io l'ho letto con molta attenzione ieri perché sono 2 o 3 anni che mi occupo di mercato del lavoro. Un punto in particolare nel mercato del lavoro dove si evidenzia come nel progetto non ci sia, non è contemplato l'inserimento lavorativo come azione specifica, cioè leggo proprio da Peter. Ecco, volevo sapere se in questo senso sono stati fatti dei passaggi normativi per agevolare l'inserimento di queste persone disagiate, perché da quello che mi è sembrato un po' di leggere a te, perché a un certo punto queste persone erano accompagnate fino a un certo punto, dopodiché un po' se la dovevano cavare loro stessi, cioè non so se sono stati apportati dei miglioramenti normativi da questo punto di vista sul progetto. Sì, in effetti il progetto nasce proprio per volontà sia dell'UEPE, amministrazioni penitenziarie e poi della Fondazione Cari Verona che lo sosteneva economicamente, con l'obiettivo di fare processi formativi di avvicinamento al mercato del lavoro, ma non sostenendo poi gli aspetti economici anche dell'inserimento lavorativo vero e proprio. Quindi diciamo che per struttura progettuale progetto Esodo giunge fino all'intercettazione dell'organizzazione che potrà ospitare nel percorso lavorativo e nel tirocinio il soggetto detenuto e il soggetto svantaggiato, ma non arriva anche ad includere nella filiera questa fase. È un elemento che anche noi all'interno del rapporto di ricerca abbiamo sottolineato rappresenta un limite e potrebbe costituire
definire una modalità anche per sostituire progressivamente le entrate dalla Fondazione Cari Verona con entrate anche di natura privata. Cioè manca all'interno di questa progettualità un elemento imprenditoriale e una capacità di intercettazione di risorse che magari proprio il coinvolgimento anche di cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo potrebbe portare al progetto, nel rafforzamento di una logica condivisa più aggregativa, più strutturata e quindi più completa. Diciamo che le ricadute sono comunque evidenti perché, come abbiamo sottolineato con i dati relativi alla rete, comunque la collaborazione con imprese esterne alla rete è molto forte. Quindi ad esempio all'interno della rete c'è un consorzio che coinvolge poi le sue cooperative sociali di tipo B proprio nell'accoglienza dei lavoratori svantaggiati. Però è un punto che la valutazione ha permesso di mettere in luce come un punto da valorizzare nel miglioramento strategico. Grazie. Grazie. Silvia, prendiamo una domanda dalla chat o posso farle eventualmente? No. Magari rilancio forse più una precisazione che chiede Sara Petricciuolo. Possiamo dire che come gruppo di controllo sono stati utilizzati i dati sulle detenzioni generali? Diciamo che sì, il gruppo di controllo è limitato a quello che è il dato sulla recidiva e quindi non abbiamo la possibilità di fare analisi controfattuali all'interno di questo progetto, non abbiamo la possibilità di fare degli approfondimenti scientifici ulteriori date le caratteristiche un po' della partnership, però anche sotto questo aspetto è stato mandato un rilancio alle pubbliche amministrazioni, nel senso che replicare questionari di valutazione delle ricadute del benessere anche a soggetti eterogenei e quindi non beneficiari delle azioni permetterebbe di comprendere quelle che sono le differenze della partecipazione e non la partecipazione a processi di inclusione sociale e lavorativa promossa all'interno di questi progetti. Quindi diciamo tendenzialmente sì, non dal punto di vista statistico o scientifico in senso stretto. Ok, grazie. Allora ringrazio intanto Giorgio e Sara, grazie mille. Grazie tante a voi, è stato un piacere. Grazie. Anche per te, quindi Sara si scollegherà così può seguire la sua bimba e noi proseguiamo quei lavori. Grazie mille, è stato un piacere e buon lavoro. Grazie. Allora direi che passo subito la palla, andiamo in Veneto con Maurizio Busacca, che è ricercatore all'Università Ca' Foscari e ci presenterà questo lavoro che in realtà è già una pubblicazione dal titolo Valutazione, apprendimento e innovazione nelle azioni di welfare territoriale e va a indagare i piani giovani in Veneto usando lo SROI, o meglio un'evoluzione partecipativa dello SROI chiamato metodo SROI Explore, quindi ti lascio la parola Maurizio, ti ricordo un po' i tempi che abbiamo detto i giorni scorsi e prego. Certo, cercherò di essere brevissimo anche per lasciare magari più spazio poi alla seconda parte. Intanto, ciao Silvia e buongiorno a tutti. È bello tornare al colloquio scientifico dopo un paio d'anni. Dispiace ovviamente di non poterci ritornare a Torino come era in programma, ma devo dire che però è anche interessante e sfidante da un certo punto di vista tornarci in questa modalità streaming che probabilmente modifica un po' i sistemi di interazione anche del pubblico. E quindi sono molto contento di tornarci e sono contento di tornarci per presentare un percorso di ricerca che è ancora in corso. È un percorso di ricerca iniziato nel 2017 e condiviso con Alessandro Caputo, un collega che con me a Venezia lavora a Ca' Foscari. È iniziato nel 2017, continuerà almeno fino alla metà del 2021 e questo devo dire che per chi come noi è abituato molto spesso a dover lavorare su delle progettualità di breve termine, è una bella sfida, ma è anche una bella opportunità perché ci dà la possibilità di approfondire e sviluppare, far crescere il percorso di ricerca in questi 4-5 anni. Quello che io vi andrò a presentare oggi
sono i primi risultati, sono i risultati dei primi 2 anni di lavoro, che si focalizzano sostanzialmente su degli aspetti di ricostruzione e su degli aspetti valutativi, su una ricerca valutativa, quindi, mentre nei prossimi 2 anni lavoreremo di più per approfondire il sistema di attori e di professionalità che, come dice il titolo stesso, hanno a che fare, riguardano i piani giovani in Veneto. È importante da questo punto di vista e ho bisogno di poche battute, ma di una introduzione su che cosa sono i piani giovani, non tanto, anzi non solo dal punto di vista del disegno di politiche regionali, ma soprattutto in termini di contesto nel quale i piani giovani si inseriscono, perché il Veneto dal punto di vista delle politiche giovanili ha una lunga e devo dire anche fortunata, ricca tradizione che dalla fine degli anni 90 e fino a tutti i 2000, fino a tutti i primi 10 anni del 2000 aveva sostanzialmente dato vita ad un sistema di politiche giovanili molto solido, molto diffuso sul territorio e che aveva mobilitato non solo gli attori pubblici, quindi i comuni soprattutto, ma anche una fitta e densa rete di associazionismo e gruppi informali giovanili che in parte, ma questo riguarderebbe un altro tema e probabilmente riguarderà lo sviluppo dei prossimi anni della ricerca, anche una fitta rete di professionalità e di esperienze imprenditoriali e in particolar modo di impresa sociale che oggi trovano vita in Veneto. Dopodiché però dal 2010 circa le politiche giovanili in Veneto sostanzialmente subiscono una battuta d'arresto e fino al 2016 sono parzialmente dimenticate dai policy maker regionali e conseguentemente anche da quelli comunali che si trovano la disponibilità di minori risorse da investire nel settore delle politiche giovanili. Nel 2016, per una serie di avvenimenti in parte fortunosi e in parte anche frutto di scelte politiche, la Regione Veneto decide di rimettere in moto il sistema di politiche giovanili e dal 2017 vengono avviati i piani di intervento in materia di politiche giovanili che noi abbiamo brevemente chiamato piani giovani. Parliamo di un disegno di policy articolato e anche di una certa rilevanza considerando l'ambito delle politiche giovanili, perché parliamo di un investimento di circa 2 milioni, poco superiore ai 2 milioni di euro distribuiti tra 21 aggregazioni territoriali, poi ritornerò tra poco sul tema delle aggregazioni territoriali, e che hanno mobilitato complessivamente 448 comuni, 149 cooperative, 430 scuole e oltre 37.000 giovani, oltre ad una serie di altri interlocutori diciamo di secondo livello. Quando la Regione Veneto, il settore servizi sociali e il settore politiche giovanili nello specifico hanno deciso di intraprendere questo nuovo percorso di politiche giovanili, hanno deciso di affidare un incarico a Ca' Foscari di accompagnamento e assistenza tecnica. Questo perché sostanzialmente avevano la volontà, e questa è stata da noi condivisa, avevano la volontà sostanzialmente di raggiungere degli obiettivi, alcuni obiettivi di carattere generale e altri invece di carattere specifico che avevano radici profonde in una conoscenza molto solida del settore delle politiche giovanili. La prima, e sono riconducibili a degli obiettivi di natura generale, era che c'era una sorta di discrasia tra una comunità professionale molto ampia e diffusa nel territorio regionale, con una storia di politiche giovanili e competenze nelle politiche giovanili, e sostanzialmente una debolezza
del settore delle politiche giovanili. E il tema è stato sostanzialmente dal policy maker regionale prima del nostro intervento, e quindi gliene va attribuito il merito, è stato riconoscere il tema della valutazione come una possibile strada da percorrere per rafforzare un settore considerato troppo fragile rispetto invece alle capacità di sviluppo che aveva già dimostrato e che dal loro punto di vista aveva ancora la possibilità di dimostrare. E questo li ha portati ad esprimere una domanda molto, molto precisa, con la quale noi ci siamo dovuti confrontare fin dall'inizio, e rispetto alla quale poi abbiamo anche in modo in parte incrementale trovato una risposta, e cioè quella di sviluppare una metodologia valutativa che fosse, oltre che utile per il policy maker, anche utilizzabile e utile per gli attori del sistema regionale delle politiche giovanili. Cioè qui la sfida quindi non era più solo quella di una ricerca valutativa che in qualche modo supportasse nel dare conto degli esiti di determinati percorsi, ma la vera sfida, forse la sfida principale e anche quella più difficile, era quella di promuovere, diffondere e anche convincere, da un certo punto di vista, gli attori locali dell'importanza di dotarsi di sistemi e strategie di valutazione che avevano come fine anche quello di rafforzare un settore considerato fragile. Per fare questo, i primi 2 anni ci hanno suggerito di applicare un percorso di ricerca-azione, e come tale anche con una forte dimensione incrementale e circolare che ci ha imposto revisioni periodiche del processo di ricerca in funzione dei risultati che via via stavamo andando a raggiungere, ma ci ha soprattutto richiesto un intenso lavoro sul campo che si è tradotto, come potete vedere dalla slide, in numerose interviste, numerosi momenti collettivi di approfondimento, ma anche se su questo non abbiamo rapportato i numeri, devo dire che il numero di ore spese in attività di osservazione diretta sul campo delle modalità di implementazione, ma soprattutto di governo dei piani di intervento in materia di politiche giovanili sono state per noi molto importanti e ci hanno permesso di acquisire tutta una serie di dati e di elementi che tra poco vi presenterò. Sono state però anche molto importanti dal punto di vista della ricerca e degli apprendimenti conseguenti alla ricerca anche le attività concrete realizzate nella gamba dell'assistenza tecnica, oltre che quella della ricerca nei confronti della Regione Veneto. Corsi di formazione, attività di supporto diretto alle reti territoriali che stavano sviluppando i piani di intervento in materia di politiche giovanili, e incontri periodici. Tra poco su questo ritornerò perché sarà una delle scoperte forse più interessanti anche per le prospettive di questa ricerca. Su quest'ultimo punto, quindi quello degli incontri collettivi, tra poco ci ritornerò. Per quanto riguarda questi primi 2 anni di lavoro, gli output della ricerca fino ad oggi sono stati 2. Il primo ha riguardato la possibilità di scattare una fotografia piuttosto dettagliata non solo del quadro di policy, ma anche degli attori e delle progettualità realizzate nell'ambito dei piani di intervento in materia di politiche giovanili. Il secondo output, ed è il riferimento a cui faceva anche riferimento Silvia poco fa, alla progettazione, sperimentazione e anche una prima divulgazione di un approccio che ci pare, e i primi lettori ce l'hanno confermato, ci pare poter dire essere originale alla valutazione di impatto sociale. Ci tengo a sottolineare la parola approccio perché non sono sicuro
che la questione del metodo, certo è anche un metodo, è una metodologia, però forse l'aspetto più originale, come vedrete tra poco, è relativo all'approccio alla valutazione di impatto sociale più che alle metodologie che abbiamo deciso di utilizzare. Rispetto al primo risultato e quindi alla fotografia, il lavoro di ricerca di questi 2 anni ci ha permesso di rilevare alcuni aspetti che sono, e sono soprattutto i primi 2 punti di questa slide, alcuni aspetti che sono conseguenza diretta del policy design dei piani di intervento in materia di politiche giovanili, e sono relativi ad un approccio che sostanzialmente rompe con la tradizione più recente. Noi siamo abituati negli ultimi anni a delle strategie di distribuzione delle risorse che ricalcano meccanismi di fatto competitivi, quindi bando, call for ideas e così via, che ricalcano meccanismi competitivi di allocazione delle risorse che sostanzialmente vengono redistribuite tra i progetti migliori, i progetti in fase di presentazione ritenuti migliori. I piani di intervento in materia di politiche giovanili invece rovesciano completamente questa prospettiva e decidono di redistribuire le risorse regionali in base alla popolazione giovanile presente sui territori e vengono assegnate a coalizioni territoriali che nel caso del Veneto ricalcano i vecchi distretti sociosanitari, proponendo quindi una modalità di accesso alle risorse che valorizza la dimensione collaborativa e la rete, e aspetto più importante, che persegue un obiettivo dal punto di vista del disegno di politica molto preciso, che è raccolto in un'intervista e in una dichiarazione del dirigente regionale che le ha pensate, che in qualche modo è stato anche il protagonista di questa stagione di politiche giovanili, e che le ha sostanzialmente viste come una modalità di perequazione, cioè come una modalità per supportare quei territori con meno tradizione, con meno storie e conseguentemente anche meno competenze dal punto di vista delle politiche giovanili rispetto ad altri territori che invece avevano una consolidata esperienza e quindi anche una capacità di progettazione e di presentazione di iniziative che avrebbero probabilmente determinato una diversa allocazione delle risorse. Nella sua intervista lui è interessante perché lui è molto chiaro rispetto a questo, perché rivendica il dovere del policy maker regionale di supportare quei territori meno capaci ad accedere a delle risorse disponibili, e questo è importante, noi lo ritroviamo poi anche negli altri aspetti che abbiamo rilevato e che potete vedere sempre in questa slide, perché da un certo punto di vista possiamo dire che quell'obiettivo di riequilibrio in termini di accesso alle risorse tra territori con più competenze e con meno competenze è stato raggiunto quando noi andiamo a verificare che le progettualità sono sviluppate sostanzialmente in maniera diffusa su tutto il territorio regionale, cioè questo ha permesso di fare in modo che le politiche giovanili rientrassero nell'agenda di policy locale in tutto il territorio regionale senza particolari aree di buco, e dall'altra parte però ci ha permesso anche di vedere e di rilevare delle strategie differenti di attivazione delle politiche giovanili, e la differenza principale è emersa tra territori periferici che hanno sviluppato soprattutto progettualità macro e diffuse, cioè hanno sostanzialmente scalato progettualità considerate efficaci e sperimentate in passato e le hanno estese ad aree vaste, mentre i comuni capoluogo, cioè le città più grandi, per quanto sia difficile parlare di città grandi in Veneto, hanno invece dato vita a un processo di replicazione di esperienze di successo in altri territori. Come dicevo prima, un altro aspetto molto importante di questo percorso è stata la considerazione, l'apprezzamento e l'efficacia anche di
un approccio che sostanzialmente ha cercato una relazione continua con i territori, un dialogo continuo con i territori, non solo attraverso le interviste, i workshop e i focus group che vi ho presentato poco fa, ma anche attraverso degli incontri collettivi periodici che facevano riferimento alle attività di assistenza tecnica e di cui vi ho dato un cenno poco fa, perché questo dal punto di vista della comunità di professionisti e di attori delle politiche giovanili regionali è stata un'occasione per ricominciare ad incontrarsi, ricominciare a discutere, dibattere anche su quali erano state le evoluzioni in questi ultimi 10 anni, ma quali potevano essere anche gli scenari per i prossimi anni. E su questo devo dire che, come vi dicevo poco fa, emerge un dato importante perché, come vedremo tra poco, ha una connessione diretta anche con i risultati dell'applicazione di questo approccio sperimentale alla valutazione di impatto sociale, come vedremo tra poco, perché quella comunità diventa un luogo di apprendimento dei risultati fin qui raggiunti. Ultimo dato, ma su questo vado veloce perché in questa presentazione forse è meno rilevante, l'analisi dei piani ci ha permesso di rilevare sostanzialmente 4 cluster di attività e che non erano previsti come tali in fase di avvio dei piani di intervento in materia di politiche giovanili relativi al volontariato civico, alla cura dei beni comuni, agli stili di vita e comportamenti, alle attività di dopo scuola e sostegno e alle attività di inserimento lavoro e autoattivazione in chiave imprenditoriale. Se quella è la fotografia, invece, dal punto di vista del secondo risultato e quindi del disegno e della sperimentazione di un approccio alla valutazione di impatto sociale, il risultato principale e il cui racconto e la cui presentazione più dettagliata è contenuto nel volume di cui potete vedere l'immagine, è lo SDROI Explore, a cui faceva cenno anche Silvia nella veloce introduzione, che è sostanzialmente un metodo misto che è nato con una funzione prevalentemente di analisi dei processi organizzativi e che si è dimostrato nel corso della sperimentazione, che ha riguardato 5 progettualità sul complessivo dei piani giovanili, dei piani giovani in Veneto. Nel corso della sperimentazione si è rivelato particolarmente efficace dal punto di vista dell'apprendimento, grazie soprattutto alla strategia partecipativa e alle interazioni continue tra gli attori che nel corso del processo di valutazione hanno potuto sviluppare anche degli apprendimenti, o forse potremmo definirli degli autoapprendimenti rispetto alle attività che stavano andando a realizzare. Sintetizzo nelle 5 fasi, nei 5 flussi, noi li chiamiamo principali della metodologia, quali sono gli step di lavoro che richiede lo SDROI Explore e che, come vedrete, anzi come potete già vedere dalla slide, sostanzialmente fanno un'operazione di assemblaggio tra la teoria del cambiamento, che viene utilizzata soprattutto per andare a mappare quali sono i cambiamenti e anche nei confronti di quali attori questi cambiamenti avvengono di breve, medio e lungo periodo. Teoria del cambiamento che viene sviluppata attraverso un forte e continuo coinvolgimento degli attori coinvolti nel progetto. Non solo dei soggetti attuatori, ma anche degli stakeholder, fino anche ai beneficiari. Da questo punto di vista, questo è quello che ci ha suggerito di dare la seconda parte del nome all'approccio, alla metodologia che abbiamo deciso di utilizzare, perché ci sembrava che questo approccio esplorativo permettesse di rafforzare alcune debolezze che vengono riconosciute da molti operatori del settore allo SDROI. Ti do un'anticipazione di countdown.
Certo, ok, perfetto. Beh, dai, è il classico foglio dei 2 minuti quando siamo in presenza. Ma non è... difficoltà nel farlo, ho dovuto interrompermi, scusa. Perfetto, perfetto. Che a causa dello streaming in modalità schermo intero ovviamente non possiamo darci con i foglietti. Grazie Silvia. No, ma sono, come sai dalle slide, sono verso la conclusione. L'aspetto più importante della metodologia che noi abbiamo utilizzato è questo, cioè questa strategia partecipativa e interattiva di ricostruzione non solo del contesto, ma anche del sistema di interventi, attori e cambiamenti che il progetto consente di realizzare. Questo perché è importante? Perché nella nostra metodologia suggeriamo ai soggetti attuatori, cioè quindi suggeriamo di selezionare tra questi quelli ritenuti più significativi e più importanti. Questo perché? Perché se l'obiettivo è quello di sviluppare uno strumento che possa essere maneggevole, cioè utilizzabile, oltre che utile dagli attori locali, è necessario riconoscere che in alcuni casi è possibile cedere alla completezza a fronte della maneggevolezza, in un'ottica però di trasparenza e di rigore metodologico che da questo punto di vista non viene alterato. Nella parte finale, poi di fatto la metodologia si traduce nella metodologia dello SDROI, cioè quindi in uno SDROI classico nella sua fase centrale, ma ritorna in una dinamica interattiva e partecipativa nella sua fase finale, perché i risultati vengono discussi e validati in contesti collettivi nei quali tutti gli attori coinvolti nella prima fase ritornano in campo. Qui, ma vado veloce perché non è l'oggetto di questa presentazione. Questo ci ha permesso di rispondere da un certo punto di vista a una delle due istanze del policy maker regionale, che era quello di dire: aiutatemi a dimostrare che le politiche giovanili valgono, le politiche giovanili contano e che gli attori di questo territorio le politiche giovanili le sanno fare. E questa tabella mi sembra ben riassumere questo obiettivo, mi sembra che lo riassuma anche in maniera sintetica e che quindi aiuti anche lo stesso policy maker regionale, oltre ai protagonisti di queste progettualità, anche nel racconto degli esiti delle loro iniziative. Ma, e forse questo è l'aspetto più importante e anche più pertinente rispetto alla sessione di questa mattina, ci siamo resi conto anche in modo inatteso rispetto al disegno originale della ricerca, che l'applicazione di questa metodologia aveva prodotto degli apprendimenti almeno a 3 livelli, degli apprendimenti nei soggetti che hanno partecipato attivamente alla sperimentazione. Ha prodotto degli apprendimenti almeno su 3 livelli. Un primo livello è quello operativo, cioè questo lavoro di esplorazione ha permesso lo sviluppo di una maggiore conoscenza e una maggiore consapevolezza rispetto alle azioni che i soggetti stavano andando, gli interventi che i soggetti stavano andando a realizzare, e quindi una maggiore riflessività organizzativa, e questo ha consentito loro di ricavare alcune valutazioni dal punto di vista della performance progettuale e elaborare delle possibili strade di miglioramento. Dal punto di vista strategico, invece, gli attori hanno riconosciuto che quei momenti di riflessione, di condivisione, di discussione attorno al processo di valutazione si sono trasformati anche in meccanismi che potremmo definire di open innovation, che hanno cioè intensificato flussi di informazioni in entrata e in uscita con riguardo alla specifica azione progettuale.
Il terzo livello è il livello politico, e questo è stato riconosciuto particolarmente dagli amministratori locali, che insieme ai tecnici, ai beneficiari e agli amministratori locali sono stati coinvolti nel processo di valutazione. Questa maggiore consapevolezza ha consentito loro di attribuire maggior valore e conseguentemente anche maggior risorse in sede di discussione politica e discussione amministrativa. Ora per noi il lavoro non è finito, nel senso che, come vi dicevo prima, la sperimentazione, di cui vi ho presentato molto velocemente alcuni risultati, ci ha impegnato per questi 2 anni. In questo anno e mezzo, poco più, stiamo lavorando alla validazione attraverso l'applicazione e la sperimentazione della metodologia su nuove progettualità anche in ambiti di lavoro diversi, e questo processo di validazione e di affinamento della metodologia avverrà in successione, in modo incrementale, anche attraverso il rilascio di alcune pubblicazioni e articoli a cui stiamo lavorando e di cui quello di cui vi ho caricato una foto e il link nel corso delle presentazioni è solo il primo. Grazie intanto, e spero di non essermi dilungato troppo. Grazie Maurizio. No, sei stato chiarissimo. 2 cose velocissime che però hai già detto tu, però ci tenevo a fare proprio una sottolineatura. Uno, la sfida iniziale, cioè qualcosa che tenesse insieme una cosa molto importante, che è la valutazione delle politiche, ma allo stesso tempo strumenti utili a chi le politiche poi deve applicarle, quindi i soggetti del territorio, e gli apprendimenti finali, che mi sembra siano le parole chiave che poi riassumono la questione quindi operativa, strategica e politica. Quindi buon lavoro per il proseguimento. C'è Lavinia con una domanda per te. Sì. Se contieni un po' la risposta come tempi, non certo. domanda, ma vediamo. Allora, buongiorno a tutti, sono Lavinia Pastore dell'Università di Roma Tor Vergata. Sentite rumori strani è perché stanno facendo i lavori sul mio tetto, quindi sarò anche brevissima nella formulazione della domanda. Intanto ringrazio Maurizio, è molto molto interessante il lavoro che avete fatto. Io per fortuna avevo già iniziato a leggere il libro prima di questo incontro, perché sennò... no, la mia domanda era questa, cioè mi sembra molto interessante l'approccio e i risultati che sono emersi. La mia domanda è rispetto al futuro, cioè se quello che avete messo a sistema in questi anni andrà poi a influenzare le future politiche pubbliche. E quindi come questi risultati vanno poi a generare un disegno anche diverso delle politiche basate su dei risultati che in questi anni avete collezionato. Perfetto. La domanda mi dà la possibilità di rispondere in maniera molto veloce, in parte perché già in alcuni documenti di policy disponibili, soprattutto nella terza annualità dei piani giovani, è possibile che il cui decreto di redistribuzione delle risorse è stato pubblicato pochi mesi fa, è già possibile leggere alcuni dei risultati che vi ho presentato. Da questo punto di vista il policy maker regionale ha fatto tesoro di alcuni risultati del nostro lavoro di ricerca, anche in un'ottica molto incrementale. In questi giorni sta lavorando invece al 4º anno, al documento che in qualche modo elaborerà la programmazione relativa al 4º anno, e lì saranno contenuti ulteriori elementi emersi nel corso della ricerca. Ve ne dico uno per darvi la misura. Nel terzo anno i piani di intervento in materia di politiche giovanili hanno un sottotitolo che è Capacitandosi, e che sostanzialmente richiama quei 4 cluster di cui io vi ho dato, e sintetizza quei 4 cluster di cui io vi ho dato un veloce cenno poco fa. Da questo punto di vista interessante, perché permette di sviluppare una circolarità che la buona ricercazione, dal mio punto di vista, dovrebbe mettere in campo, che è quella di procedere in modo incrementale, per cui in una prima fase, nei primi 2 anni,
la stessa Regione del Veneto è sostanzialmente rimasta in ascolto, e poi ha utilizzato quei risultati invece per un primo rilancio delle politiche giovanili, e che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ne vedranno uno ulteriore per il prossimo biennio. Spero di aver risposto. Sì, grazie, assolutamente. E ho visto che c'è anche una domanda nella chat che in realtà riguarda una parte tecnica sul metodo, quindi chi convoca gli eventi partecipativi, però questo in realtà è spiegato molto bene nella pubblicazione, quindi non so se vuoi dire una parola molto breve e poi penso che Silvia ci richiami all'ordine del tempo. Certo, velocissimo. L'ente e l'invito è arrivato dall'ente di ricerca. Perfetto. Se la domanda è riferita a quella di Matilde Cristofoli. Sì. Perfetto. Sì, anche perché cominciavamo a sentirti più a scatti, quindi ti perdiamo sul finale. No, Telegrafico. Grazie a Lavinia e grazie mille Maurizio. Se stai con noi per le prossime Grazie a voi. Volentieri, è davvero un Certo. lavoro. Allora, passo la parola a Gabriele Masci, che è un ricercatore dell'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata e lavora col gruppo di ricerca anche di Lavinia Pastore stessa. E con Gabriele scendiamo più nel dettaglio di un tema più specifico, che è quello della rigenerazione urbana, e quindi vedere come in questo contesto in che senso si può parlare di impatti generati e se si possono e come valutare. E quindi ti lascio la parola e ti ricordo più o meno i tempi. Prego. Grazie mille Silvia. In primis, per me questa è la prima esperienza di presentazione qui a Iris Network, quindi vi ringrazio a tutti quanti per la disponibilità e anche per l'attenzione. Come hai detto precedentemente tu, la ricerca si concentra appunto su tre macro domande appunto fondamentali alla base, che possono essere però racchiuse insomma nella ricerca appunto di un quadro di riferimento rispetto all'impatto sociale generabile da progetti rigenerativi del tessuto urbano, tramite cui appunto raccontare questi cambiamenti che sono avvenuti. Io proverò tramite queste slide a andare molto velocemente, diciamo, sui vari passaggi che abbiamo fatto nella ricerca, quindi dalla parte introduttiva, la review letteraria, per poi mostrarvi una cosa un pochettino più interattiva tramite un tool digitale. Diciamo che appunto la domanda di ricerca nasce e scaturisce anche dalla presa di coscienza di questo nuovo paradigma di riferimento legato alla rigenerazione urbana, che nel 2007 era stato definito appunto da Pattison come questo culture-led regeneration. In questo caso la cultura a cui noi facciamo riferimento può essere definita come un'indiadi che racchiude al tempo stesso la nuova concezione legata alla rigenerazione urbana, cioè al riuso di spazi urbani abbandonati, e al tempo stesso la necessità di riuscire a misurare e quindi anche di gestire la mole, diciamo, di impatti e di conseguenze che si generano attraverso dei progetti che hanno comunque un'estrema multidisciplinarità rispetto a differenti ambiti e differenti aspetti. Quindi, come appunto ho scritto anche qua nelle slide, la letteratura scientifica tramite non soltanto appunto diciamo la parte più accademica, ma anche appunto attraverso l'analisi di progetti sulla rigenerazione urbana e tramite molti regolamenti anche direttamente dall'Unione Europea, conferma la possibilità appunto di creare tramite interventi che trasformino appunto questi luoghi delle nuove opportunità di sviluppo, che possono essere declinate però sotto differenti driver. Noi appunto nella ricerca proviamo a tracciare questi driver principali, collegandoli con dei modelli di valutazione di impatto per ottenere dei framework, quindi una sorta di benchmark che ci permetta mano a mano di avere delle analisi sempre più precise e di avere una base dati che diventi comparabile nel tempo e di conseguenza che ci permetta di fare più inferenze su più livelli, sia a livello di progettazione che chiaramente anche a livello di programmazione e soprattutto di politiche. Brevemente, chiaramente farò un piccolo recap del framework teorico. Ovviamente il modello che noi abbiamo scelto è soltanto uno dei possibili modelli che possono essere utilizzati. Grieco ne ha
individuati 76 che sono divisi all'interno di 4 macro cluster, senza entrare troppo nello specifico. La cosa importante che a noi interessava mettere in luce era appunto la necessità di trovare delle metodologie e dei framework appunto sempre più raffinati, tramite cui convertire dei dati che normalmente sono considerati intangibili, soggettivi o comunque altamente qualitativi, con delle metriche quantitative, tramite cui appunto poter gestire e monitorare questa tipologia di interventi, non soltanto in un'ottica economica, ma appunto nella cosiddetta triple bottom line. La metodologia che è stata utilizzata è stata divisa, diciamo, in 4 macro fasi. Chiaramente la parte che riguarda la review della letteratura, che è stata scissa in 2 momenti. Una prima parte che è più legata, diciamo, all'introduzione appunto e alla letteratura vera e propria, quindi andando a studiare tramite Google Scholar i 2 filoni della rigenerazione urbana e del social impact assessment in modo separato. Chiaramente è un tipo di analisi che è stata portata avanti nel caso specifico mio già da diverso tempo, tramite anche soltanto la tesi della specialistica o del master, con già altre tipologie di studi sul social housing e su altri processi generativi del tessuto urbano. Un dato interessante, che è quello che ha fatto poi emergere il vero gap all'interno della letteratura, cioè la mancanza di una modellizzazione che permetta di arrivare a un benchmark sia quantitativo che qualitativo su questo ambito, è avvenuto tramite l'intersezione e la ricerca fatta su Web of Science e conseguentemente su Bibliometrics, tramite cui è stato possibile quindi mettere in relazione il tema della rigenerazione urbana rispetto a una serie di parole chiave, lo SROI, il social return on investment, l'impact assessment, una sorta quindi di parole chiave che riguardassero vari modelli e vari strumenti che si possono utilizzare all'interno della valutazione di impatto sociale. Questo appunto, come dicevo prima, ha fatto emergere questo gap all'interno della letteratura, sia da un punto di vista numerico, cioè un numero assai ridotto di paper che trattassero questo tema all'interno del sistema del social impact assessment, sia da un punto di vista qualitativo, proprio per la mancanza di una sorta di modellizzazione che andasse a vedere quali aree di outcome, quali driver principali guidano questo tipo di processi. Il secondo momento, che è stato anche il momento probabilmente più lungo, che dura oramai da un anno e mezzo, è stato quello riguardante l'analisi dei benchmark, cioè l'analisi di tutti quei report, in questo caso SROI, che sono stati in primis chiaramente studiati, selezionati e successivamente sintetizzati all'interno della piattaforma Open Impact, cioè all'interno di un contenitore che ci permettesse di inserire informazioni chiaramente collegate a dei progetti, quindi anche ad un contesto, ma successivamente di utilizzare le tipologiche, quindi le aree di outcome, gli indicatori, le proxy, per ricontestualizzarle su nuovi progetti e su altri territori. La fase poi, diciamo, più pratica chiaramente ha riguardato l'individuazione e il coinvolgimento degli stakeholder nel caso dei casi studio. Sono stati selezionati 3 casi studio sul territorio nazionale, che per un discorso, diciamo, di privacy non sono stati esplicitati, e tutti e 3 riguardano progetti chiaramente sia rigenerativi da un punto di vista infrastrutturale, sia da un punto di vista anche viario, quindi dell'urbanistica, e chiaramente avendo delle incidenze non soltanto sulla struttura stessa e sulle persone che ruotano attorno a quella struttura, ma su una comunità chiaramente più allargata, su un territorio a tutti gli effetti. Il coinvolgimento degli stakeholder, che è avvenuto chiaramente tramite la mappatura in prima analisi con vari modelli di questi stakeholder, e che ci ha permesso tramite questionari o interviste anche face to face di avere un'inquadratura, un inquadramento chiaramente più preciso rispetto alle esigenze che erano territorializzate di uno specifico luogo, dando anche dei valori differenti a uno stesso outcome all'interno dei 3 progetti. L'ultima fase, che chiaramente vedremo nei risultati e nelle implicazioni della ricerca, è quella che riguarda la modellizzazione. Io passo direttamente ai risultati, perché appunto la modellizzazione avrei piacere a farvela vedere in un modo più interattivo. Quindi tramite l'analisi di questi casi studio e tramite l'utilizzo di queste tipologiche
che fanno tutte quante parte della catena dell'impatto di Clark e Olsen, è stato possibile riutilizzare queste aree di outcome e questi indicatori, contestualizzandole chiaramente rispetto al territorio di riferimento, su questi 3 casi studio. Questa quindi è la prima evidenza, diciamo, della quella che possiamo definire la filiera della rigenerazione urbana. All'interno della piattaforma, cioè, è stato possibile creare un ambito di intervento specifico per questo tema. In questo caso quindi abbiamo individuato 163 aree di outcome, 169 indicatori e 173 proxy finanziarie. La modellizzazione quindi è partita esattamente dallo studio di tutte queste variabili. Principalmente è partita dallo studio delle aree di outcome, cioè come poter creare dei pattern comuni tramite cui i progetti di rigenerazione urbana futuri possano partire appunto da una base di conoscenza che è comparabile e che è chiaramente anche riutilizzabile. E all'interno della piattaforma ciascuna area di outcome è collegata con un effetto di tipo a cascata, potremmo definire, agli indicatori e alle proxy che sono stati precedentemente mappati all'interno dei progetti sintetizzati nella piattaforma. E brevemente, appunto, tutti e 3 i progetti sono chiaramente 3 progetti ancora in fase di design, quindi i valori sociali sono chiaramente attesi e probabilmente potranno anche essere rivisti in funzione chiaramente di alcune variabili, non soltanto di contesto, ma anche delle scelte di alcuni stakeholder principali rispetto a quali interventi privilegiare, quali interventi lasciar perdere. E probabilmente tutti e 3 i progetti il prossimo anno entreranno nella fase successiva, quindi diciamo in una fase di implementazione. Un dato sicuramente interessante è che mi porta diciamo all'ultimo punto della metodologia, che è la modellizzazione, riguarda queste 6 macro aree di outcome che rappresentano appunto il pattern, rappresentano lo scopo della ricerca. Queste 6 macro aree di outcome sono state appunto individuate selezionando insieme al coinvolgimento, grazie al coinvolgimento degli stakeholder, delle aree di outcome per ciascun progetto che rappresentassero effettivamente il bisogno sociale e quindi l'esigenza che si voleva provare a risolvere, se vogliamo. E sono state, tramite un algoritmo semantico, diciamo, accorpate poi all'interno di cluster, appunto, che sono stati poi definiti in un modo più discrezionale, quindi la macroarea dell'ambiente, dell'occupazione, comunità sostenibile, la parte che riguarda principalmente la rigenerazione urbana con un focus sulla viabilità e quindi sui cambiamenti che vengono generati da uno sviluppo magari appunto dei trasporti alternativi, per arrivare poi all'affordable housing e alla parte di crescita economica, che ha che si riferisce maggiormente, diciamo, a tutte quelle conseguenze innescate nel medio-lungo periodo dalla rigenerazione appunto di un tessuto urbano che o è stato abbandonato o è stato completamente lasciato andare, diciamo. Venendo poi alla parte di modellizzazione, questa è la parte, diciamo, sicuramente più interessante. Questa prima presentazione rappresenta come le macro aree di outcome hanno inciso sugli stakeholder di riferimento. In questo caso gli stakeholder sono stati, per comodità e per semplicità di presentazione, suddivisi in 3 categorie di outcome. Quelle appunto che vanno a generare impatti sulle persone, quindi a livello più micro, sulle comunità di riferimento, quindi sui quartieri, e a livello poi di società, quindi di collettività allargata o anche di città, proprio con un riferimento più diretto anche alle conseguenze a livello di politiche pubbliche. Quindi in questo caso quello che volevo presentare, selezionando chiaramente ogni macro area di outcome, è possibile avere una idea sintetica e anche, se vogliamo, immediata di qual è la proporzione di incidenza sulla persona, sulla comunità e qua sulla destra trovate anche il collegamento ai Sustainable Development Goals. Tutto questo è stato fatto appunto ricostruendo per ciascun caso studio le catene logiche di impatto. Entrando poi nello specifico e sicuramente anche nella parte più interessante, il collegamento che era stato fatto e che abbiamo proposto nella precedente slide si ripropone anche
anche in quest'altra, in cui viene aggiunto un ulteriore livello di dettaglio, che è quello della tipologia di outcome, quindi facendo riferimento alle definizioni di Golab sugli outcome soft, hard e cacheable. E di conseguenza, selezionando ogni macro area di outcome, è possibile vedere quant'è la proporzione di outcome soft, cacheable e hard, e chiaramente andare a esplorare all'interno qui sotto quali aree di outcome, indicatori e proxy sono state utilizzate. La scelta di non inserire anche il valore della proxy finanziaria è stato legato a una scelta personale, a non voler quindi legare il modello, lo strumento che sta utilizzando, lo SROI, a una quantificazione imposta dell'impatto che è stato generato, poiché questo tipo di modellizzazione vuole avere lo scopo di essere una guida non tanto sulla quantificazione e sulla, diciamo, valorizzazione in sé per sé attraverso proxy monetarie, ma per avere una base di conoscenza appunto che sia replicabile su più progetti e che sia nel medio-lungo periodo, quindi attendere, utilizzabile anche dalle politiche pubbliche oltre che dai progettisti stessi, per capire in che modo ogni progetto di rigenerazione urbana va effettivamente a impattare su una platea di stakeholder che nel tempo si sta facendo sempre più ampia. E di conseguenza lo stesso tipo di interattività può essere proposta anche al contrario, quindi andando ad analizzare quale parte di outcome cacheable fanno riferimento a quali aree di outcome. In questo caso l'elemento sicuramente più interessante è che in tutti e tre i progetti, essendo luoghi che erano diciamo completamente abbandonati o normalmente dei posti vuoti, possiamo definirli così, la parte di occupazione è stato un impatto molto pesante, non soltanto per la rete, diciamo, di imprese che si poteva poi andare ad innestare all'interno di questi progetti. Ad esempio, in un caso vi erano degli esempi di affordable housing in cui i residenti lavoravano anche all'interno delle residenze che erano state costruite. Ma soprattutto anche per, diciamo, il lato dei cantieri, se vogliamo, c'è una forte incidenza appunto di occupazione che è data anche appunto dal fatto di dover effettivamente creare cantieri che durassero nel tempo, perché sono tutti e tre progetti di portata abbastanza vasta. Per chiudere, se così possiamo dire, il dato sicuramente più interessante, a mio modo di vedere, riguarda innanzitutto appunto il processo con cui è stato condotto questo tipo di ricerca. Ci tengo a precisarlo, appunto, è un tipo di ricerca che stiamo portando avanti oramai da più di un anno, in cui adesso il focus è stato posto sull'ambito della rigenerazione urbana, ma questo tipo di modellizzazione può essere riproposto anche per altri ambiti sicuramente, per quello della salute, per quello anche dell'educazione, se vogliamo, riferendoci anche al paper precedente. Quindi il processo con cui, partendo da dati che possiamo definire anche sporchi e comunque non comparabili fra loro, è stato possibile creare una base di dati comparabili, un benchmark, ottenendo appunto un patrimonio di conoscenza vera e propria, di informazioni. Tramite questo è stato possibile ricostruire nuove catene degli impatti e andare alla definizione appunto di questi pattern principali, cioè di quelle aree di outcome più frequenti che vanno a generare appunto dei driver che devono essere necessariamente perseguiti quando andiamo a fare progetti rigenerativi del tessuto urbano. In questo senso, quindi, la frequenza, quindi la ripetizione, se vogliamo, delle aree di outcome, io ho provato in questo modo a esprimerla, definisce chiaramente la capacità di un outcome di essere espressione di un cambiamento, nel senso che tanto più quell'area di outcome viene utilizzata su più progetti, tanto più, e chiaramente ovviamente deve essere anche validata, tanto più quell'area di outcome diventerà un dato rappresentativo di un certo cambiamento, che potrà essere preso appunto come benchmark di riferimento a livello macro. Al tempo stesso la frequenza dell'area di outcome, nel caso in cui questa venga geolocalizzata, mi va a essere espressione di un luogo, cioè di quali aree di outcome si possono adattare meglio rispetto a un determinato territorio. Quindi, alla luce di queste due implicazioni, diciamo, legate alla frequenza dell'outcome, ve ne è una di più lungo periodo, che è a tendere appunto
il fatto di avere la possibilità di utilizzare delle aree di outcome e di poterle mappare all'interno di una piattaforma e replicarle, mi dà la possibilità anche di capire in che modo queste aree di outcome e quindi questi progetti stiano andando effettivamente a risolvere un bisogno che deve essere soddisfatto. Quindi chiaramente più un'area di outcome viene ripetuta, tanto più evidentemente quel bisogno non è stato ancora soddisfatto. Di conseguenza il poter avere delle metriche quantitative e qualitative standardizzate o comunque, se vogliamo, comparabili, che parlino nello stesso linguaggio, ci permette di avere anche un riferimento diretto a quelle che possono essere delle politiche pubbliche o dei processi di programmazione di più ampio respiro. Per concludere, appunto la sfida è sicuramente capire, adesso il modello è stato implementato su 3 casi studio. A breve inizieremo a riproporlo su altri casi studio e chiaramente la sfida è capire se queste macro aree di outcome sono effettivamente, e quindi anche gli outcome sottostanti, rappresentativi di un processo che è quello e di un fenomeno, quello della rigenerazione urbana, che tiene all'interno una serie di variabili tutte quante interrelate fra loro e che genera dei cambiamenti normalmente che non vengono presi in considerazione. Quindi la sfida è capire se queste macro aree di outcome dovranno essere aggiunte, dovranno essere modificate, integrate, o se alcune invece perderanno di significato applicando questa stessa metodologia su 50 casi studio, per esempio. Quindi sicuramente il framework che noi stiamo presentando, il modello che noi stiamo presentando, è ancora in una fase di design, quindi di sperimentazione, se vogliamo, ma ciò non toglie appunto che, a nostro modo di vedere, questo è l'unico modo per ottenere delle valutazioni di impatto sociale, soprattutto in questo ambito, che tengano conto non soltanto dell'analisi legata al territorio e quindi coinvolgendo tutti quanti gli stakeholder, ma che tengano conto anche appunto dei bisogni che sono radicati su ciascun territorio e di conseguenza che abbiano la capacità di leggere e di mappare questi cambiamenti e questi bisogni in un'ottica legata all'impatto sociale. Perfetto. Spero. Sì, perfetto. Grazie Gabriele, perfetto. Grazie a voi. Molto chiaro. Sì, sottolineo 2 cose sempre velocemente. Un modello molto interessante, soprattutto anche la resa visiva, no? Di come queste macro aree di outcome vadano a incidere sulle categorie di stakeholder, quindi già un impatto di lettura interessante che puoi navigare comunque anche nella parte di sperimentazione che dicevi adesso, quindi di valutazione di come si potrà applicare il metodo per altri ambiti o per una sfera più larga di test. Penso che un modello di questo tipo sia molto flessibile anche proprio in termini di come l'avete costruito. E poi quello che dicevi appunto nella tua slide riassuntiva, questa pluralità di significato che possono avere le frequenze di Hartman come cambiamento, luogo e risposta ai bisogni, quindi molto interessante. Chiamo in causa Giorgio per una veloce domanda. Sì, volevo dire che un lavoro estremamente interessante ed è un approccio innovativo quello della valutazione di impatto. Secondo me ci sarà molto da lavorare nel futuro perché i risultati saranno molto interessanti. No, volevo focalizzare un attimo sui 3 casi di studio, perché avevo visto che danno 3 indicatori di social return diversi. Voglio sapere essenzialmente queste differenze che sono molto ampie tra il caso 1, il caso 2 e il caso 2, il caso 1, il caso 2 e il caso 3, a cosa li possiamo riportare? Cioè cosa ha generato indici di social return molto molto differenti nei 3 casi studio? Se c'erano delle variabili che magari hanno impattato su un caso rispetto a un altro, in termini molto generici. Sì, no, assolutamente. Questa in realtà è stata una mia mancanza, ho sbagliato, avevo preparato la presentazione, anche se vedevate in alto c'erano i filtri rispetto ai casi studio, perché volevo fare appunto vedere anche il concetto che diceva prima Silvia, cioè la flessibilità del modello. Noi abbiamo mappato queste 6 macro aree di outcome, ma non necessariamente tutte e 6 aree di outcome devono essere inserite all'interno di uno stesso progetto.
per esempio nei 3 casi studio identificati, soltanto un progetto, soltanto un caso studio ha tutte e 6 le aree di outcome, all'interno della quale c'è stato un discorso legato all'affordable housing che sicuramente ha comportato un maggior valore sociale rispetto ad esempio al terzo caso studio, in cui sono stati individuate soltanto 4 macro aree di outcome, con una forte incidenza invece sul lato occupazionale, perché appunto era il progetto a cui ho fatto riferimento più, diciamo, legato ai cantieri, diciamo, era proprio una zona completamente abbandonata, completamente vuota, in cui è stato ricostruito tutto quanto, è stato ricostruito proprio una sorta di piccola città all'interno della città fondamentalmente, quindi con collegamenti viari nuovi, piste ciclabili e così via. Sicuramente quindi la differenza è innanzitutto sul numero, anche se vogliamo, non sul numero, anche sulla tipologia di aree di outcome che vengono inserite all'interno del progetto. Ci tengo a precisare che noi abbiamo fatto in tutti i progetti una prima approssimazione della catena dell'impatto che poi sarà sempre convalidata da tutti quanti gli stakeholder, o almeno dagli stakeholder chiave che sono stati coinvolti. Soltanto in uno dei 3 casi è stato più difficile avere questo tipo di dialogo e di conseguenza è stata anche una valutazione, se vogliamo, più discrezionale nostra. Sicuramente c'è anche un discorso di contestualizzazione delle proxy finanziarie, cioè alcune proxy hanno dei valori che sono differenti, poiché appunto ci sono all'interno dello stesso territorio magari delle valutazioni fatte dagli stakeholder anche rispetto alla disponibilità a pagare, se vogliamo, ad esempio sulle aree di outcome più soft, che hanno avuto delle valorizzazioni appunto differenti, proprio per appunto per rappresentare anche queste differenze di percezione all'interno di ogni regione, se vogliamo, all'interno di ogni località. Spero di aver risposto. Sì, per me va bene. Grazie Giorgio, grazie Gabriele, ancora grazie a voi. per la presentazione. E passiamo all'ultima. Do la parola ad Antonietta Cosentino, che è ricercatrice all'Università Sapienza, e lei ci porta a chiudere sull'orario del pranzo, ma vedo che di Facebook e YouTube stanno tenendo duro, quindi possiamo fare. Bene, sono contenta. Prima di lasciarti la parola volevo leggere proprio il titolo che hai dato alla tua ricerca, perché diciamo secondo me tiene dentro molti la pluralità di approcci di questo tuo lavoro. La creazione di valore per gli stakeholder sociali, l'impatto generato dalla partnership tra gli enti filantropico-erogativi, analisi di un progetto di medicina sociale. Quindi uno, il focus sullo stakeholder, quindi la creazione di valore e la misurazione di impatto legata agli stakeholder. 2, un tema di cui si è parlato molto nella plenaria di questa mattina, sulle funzioni, soprattutto in questo periodo, e funzioni sane e buone degli enti filantropici, della filantropia erogativa, e poi il tuo caso specifico che ci racconterai. Grazie. Allora, tento di condividere la mia presentazione. Abbiamo fatto le prove. Allora, spero di riuscirci. Aiuto. Share? Giusto? Non riesco, sì, l'ho fatto share e non riesco a pescare dalla mia, scusatemi. Ci facciamo aiutare dalla regia in... Share screen, eccolo qua, finestra dell'applicazione. Non riesco a calarla dentro il tuo intero schermo. Vediamo se abbiamo qualche suggerimento nascosto da Andrea, che ringrazio. Andrea è il tecnico video che sta curando la regia. Se voglio premettere, abbiamo fatto anche la simulazione ieri, non... La torta non va. Infatti. Ciao Andrea. Sì, share screen 2 volte. Sì, l'ho fatto, share screen. Finestra dell'applicazione. Sì, l'ho fatto, ma non compare... Il PowerPoint. Allora, può condividere lo schermo. Dovrebbe apparire il PowerPoint. Invece non mi appare, questo è il problema, che l'ho proprio posizionato al centro, non so per quale ragione, finestra dell'applicazione. Può fare direttamente dal suo schermo e poi clicca sul tuo schermo intero. Allora, non ho modificata, aspettate un attimo, aspetta.
Ecco qua, ecco, vedo che vedete il mio schermo intero, ok. Quindi clicco su condividi il mio schermo intero? Sì, certo. Sì, Sì. Adesso dovrebbe comparire. Dove sta? ce la facciamo. Ok. Ce la facciamo? Sì, beh, questa è la nostra No. diretta. Adesso Ecco, su PowerPoint. Uno schermo anche dignitoso, un salvaschermo. hai visto? di rispetto. Questa è la Basilica di San Giovanni, quindi da Roma vi mandiamo... non riesco però, non so, vedo me stessa ora, non riesco, non so, ieri ci siamo riusciti, share screen, lo rifaccio di nuovo. Deve scegliere PowerPoint, deve aprire adesso il PowerPoint. Ah, scusami, lo devo aprire, ecco cosa non ho fatto rispetto, perdonami, ecco, sì. È aperto, lo vedete? No. Il Però tuo schermo intero, non lo so. Io ho avuto per un attimo, mi sono eccolo, lo vedo, visto che si è aperto per un attimo. Lo metto anche in Provare a F5, ricondividere lo schermo intero. Provare a ricondividere lo schermo intero e poi apre come ha fatto prima e poi apre il PowerPoint. Ecco, ora lo vedo. Finestra, però io ieri andavo su finestra dell'applicazione. Condividi. Non va niente, facciamo direttamente il suo schermo intero e poi va a cliccare sul PowerPoint. Ok. Mi dice che sta condividendo il tuo schermo, quindi lo vedete? Sì, sì, adesso sì. Sì. Ok. Ok, a tutto schermo, metta la presentazione. Va bene, Posso andare in modalità presentazione, quindi lo vedete in questo momento? Ci siamo. Perfetto, scusatemi, benissimo. Vai. Allora, sì, grazie Silvia perché in effetti hai colto un profilo importante. Diciamo, ho utilizzato un titolo per la mia presentazione, diciamo che solitamente non è consigliato nelle presentazioni dei paper o dei progetti, perché non sono molto apprezzati i titoli lunghi. In realtà rivela però un po' un approccio che ho voluto dare a questo studio che facesse riferimento da un lato al tema della creazione di valore, che è un tema per l'economia aziendale ampiamente dibattuto, diffuso e trattato dagli autori nazionali, e l'Accademia Italiana vanta una scuola molto importante e prestigiosa, sia a livello internazionale, proponendolo però nel focus con l'obiettivo ovviamente della creazione di valore per gli stakeholder sociali, quindi immaginando la creazione di valore che gli enti del terzo settore, in questo caso gli enti filantropico erogativi più specificatamente nel mio caso studio, producono nell'ambito del territorio e quindi il valore che creano per gli stakeholder sociali. L'impatto, il tema dell'impatto è un tema nuovo, non è nuovo ai nostri studi, almeno si parla dal 1990, grosso modo viene analizzato e deriva dalla tendenza a misurare nel modo, non voglio dire oggettivo perché è impossibile, ma in un modo più definito, l'impatto generato dalle azioni intraprese in particolar modo dagli enti del terzo settore. Questo infatti la modellizzazione e la misurazione dell'impatto nasce con specifico riferimento agli enti non profit negli Stati Uniti, ma oggi devo dire che viene utilizzata anche per la misurazione dell'impatto delle imprese. Quindi abbiamo diciamo, una mutuazione del mondo profit rispetto ad una metodologia e a utilizzo di tecniche invece utilizzate nell'ambito del terzo settore. Come è stato giustamente detto già dai colleghi che mi hanno preceduto, le metodologie utilizzate sono diverse, sono moltissime, ovviamente io salterò su tutti i profili teorici perché non abbiamo il tempo e credo che sia invece più interessante concentrarci sugli aspetti operativi, sugli aspetti proprio del caso di studio. Questa diciamo, slide che ho presentato proprio per la definizione dell'agenda, che poi sostanzialmente corrisponde un po' agli obiettivi del progetto, vogliono proprio mettere sotto una lente di ingrandimento nuova, originale, maggiore, la nozione stessa di valore.
e quindi soffermandosi particolarmente sulla creazione di valore nel contesto sociale. Il metodo che io ho scelto, come dicevo, nell'ambito dei moltissimi metodi individuati dalla letteratura, è quello del metodo Soroi. Perché lo Soroi in particolar modo? Sono tanti punti di forza così come tanti punti di debolezza che esso presenta, però già non so se la costruzione della sessione di oggi che voi avete realizzato, che comunque il Comitato Scientifico ha realizzato, avesse in mente proprio di focalizzare l'attenzione proprio su questa modellizzazione. Ad ogni modo, a prescindere dal fatto che sia derivata da una scelta precisa piuttosto che dalla frequenza dell'utilizzo di questa metodologia, anche la collega, la De Petri, che ha introdotto inizialmente la valutazione dell'impatto, in qualche modo tutti fanno riferimento alla catena del cambiamento, alla teoria del cambiamento e alla catena di creazione del valore, perché questi sono effettivamente i metodi più utilizzati, più in voga negli ultimi periodi. Io l'ho scelto perché mi piace il riferimento rispetto ad una metodologia ampiamente utilizzata nella letteratura, nella prassi, in particolar modo nel mondo delle imprese, che poi è quello più sviluppato, e che però mettesse in evidenza il valore sociale, quindi il ritorno del capitale investito, quindi il ritorno degli investimenti fatti in una determinata attività, però in termini sociali. Ecco appunto l'acronimo. Il metodo è stato applicato ad un caso di studio, è l'ambulatorio sociale Intersos 24. Questa attività, questo progetto deriva in realtà da una collaborazione appunto con l'ente che ha ottenuto un finanziamento molto importante diciamo da Intesa San Paolo, quindi da un'importante banca del territorio italiano. E l'esigenza di richiedere appunto questa valutazione di impatto derivava sostanzialmente dalla necessità di rendere conto a Intesa San Paolo dell'impatto generato dal progetto. Quindi la motivazione che induce a misurare l'impatto, se vogliamo, è anche abbastanza circoscritta, quindi anche forse un poco miope, consentitemi, perché nasce da un'esigenza specifica del filantropo che vuole avere dimostrazione di quanto valore ha prodotto, quale valore hanno prodotto gli euro investiti in una certa attività. In realtà, perché presento questo progetto? Perché ne è derivato invece un utilizzo molto importante anche ai fini dell'autovalutazione interna. Quindi, al di là degli obiettivi iniziali, che era rendere conto essenzialmente all'erogatore, al filantropo erogatore, ne è derivato un processo di autovalutazione interna del progetto di ambulatorio sociale, molto interessante anche per le sue caratteristiche, che permette e che permetterà, spero, anche nel futuro, di migliorare l'efficacia delle attività svolte. Ora, diciamo, l'impatto sociale, che la definizione di impatto è quella appunto a cui più o meno tutti i miei colleghi precedenti si sono ispirati, quindi la misurazione delle variazioni positive e negative, intenzionali o non intenzionali, prodotte direttamente o indirettamente da un intervento di sviluppo. Ed è questa forse, secondo me, diciamo, la definizione che meglio riassume la volontà di rendere conto agli stakeholder del valore generato dai progetti. Ovviamente vado avanti sulla parte teorica. La metodologia di ricerca, come vi dicevo, quindi si è fondata essenzialmente sullo SROI. Alla fine poi metterò in evidenza i punti deboli chiaramente di questa metodologia, che tenderanno un po' a attenuare forse l'efficacia comunicativa invece del risultato, diciamo, finale a cui si giunge. È importante l'analisi delle fonti utilizzate, e questo è molto importante perché soprattutto nelle analisi SROI che vengono spesso tacciate di indeterminatezza e di soggettività nella valutazione, prima ancora di presentare i risultati è importante rendere conto un po' delle fonti che sono state utilizzate e di come sono stati costruiti i dati. Nel mio caso si sono sviluppate più o meno parallelamente sia fonti di carattere primario che di carattere secondario. Ovviamente quelle secondarie sono quelle legate alla letteratura scientifica e a tutte le informazioni possibili, ufficiali, disponibili sui siti ufficiali. Anche questo è molto importante perché aggancia i risultati finali a elementi di determinatezza e quindi facilmente intellegibili anche dai meno esperti, alle fonti primarie che non possono assolutamente essere sostituite.
In questo caso, come vedete, altri colleghi, anche i colleghi di Ca' Foscari, rimettono in evidenza l'importanza del coinvolgimento degli stakeholder, è un elemento fondamentale perché altrimenti l'analisi dell'impatto risulta essere un mero esercizio, diciamo, di carattere sterile e probabilmente anche non capace di cogliere tutti i reali cambiamenti, soprattutto quelli non intenzionali e non programmati, che invece un voglio precisare che contrariamente ad altri progetti per una ragione, perché coinvolti solo e quindi il milione di spettatori studioso anche a scopi positivi avrebbe determinato una partecipabilità, avrebbe determinato una cultura un paio di parole prima di procedere alla votazione ci stiamo invitando gli altri, stiamo ripetendo dei modelli che sono stati utilizzati, utilizzati. Tutti poi un po' il modello che si è svolto dalla comunità la modello sociale si riconduce ai progetti di medicina sociale al quale scopo di creare una persona, quindi un tipo di famiglia di persona, non solo dunque volto a creare una precisa patologia o una precisa ma piuttosto a determinare l'aumento della consapevolezza del soggetto rispetto all'importanza della solo la storia tradizionale delle sue ora, questo che appare per noi positivo, purtroppo non è così poi Antonietta, accettano. Sì, scusatemi, sì? interrompo perché è partito l'audio, che però vedo adesso parlando con me è recuperato. Prova un secondo. Ah, non lo so. E io non ho toccato nulla. Mi sentite? Da qui, non serve che torni indietro, se riprendi da questa slide sì. Era partita Da un po' questa, sì. la connessione, se forse stai più... E io sono connessa al massimo della ricezione in questo momento, provo a silenziare, magari allontano il mio telefono, non vorrei che fosse un elemento di disturbo. Magari c'è stato un risucchio di È un energia. calo, sì, è possibile. Pure da avere parti. Ora sentite comunque, no? Stavo dicendo che volevo spiegare un po' che cosa si intende per medicina sociale, forse da qui probabilmente si è interrotto l'audio, Silvia? Sì, diciamo che i progetti di medicina sociale guardano agli individui non solo in termini di cura sanitaria, medico-sanitaria, quindi nella tutela della salute rispetto ad un problema, una patologia specifica, ma intendono diciamo, agire sulla consapevolezza di ciascun individuo al diritto alla salute e alla tutela della salute. Questi che appaiono dei valori universali e ormai apparirebbero a noi, certamente a noi che siamo collegati, dei principi di carattere generale, purtroppo non sono così invece consolidati nelle fasce più disagiate della popolazione. E quando lo capite, appena appunto vi avrò illustrato quali sono gli interlocutori. Allora, i destinatari di questo progetto specifico sono sia i migranti in transito e quindi per loro definizione persone che fuggono da situazioni diciamo complesse del loro paese, situazioni in cui sono stati anche vittime di violenza e in situazioni in cui molti di loro non hanno mai visto un medico, quindi non sono mai stati sottoposti a nessun tipo di screening o cura medico-sanitaria. E questo è un primo profilo. Il dato sconcertante riguarda i dati nazionali, perché il progetto che vi presento si sviluppa sul territorio romano, Roma Capitale, in un'area però, diciamo in un municipio particolarmente disagiato, perché è il municipio romano più povero in assoluto, quindi sia povero in termini di reddito individuale, sia il più povero tra i municipi romani rispetto al reddito familiare, e sia il più povero, tra i più poveri, mi pare il quarto, tra diciamo, i municipi più poveri dell'Italia intera. Quindi effettivamente è un municipio con un'area territoriale particolarmente disagiata. Bene, in questo contesto molte persone italiane
o non italiane ma residenti e quindi regolarmente diciamo residenti nel territorio nazionale, sono del tutto escluse dal sistema di sanità pubblica, dal sistema sanitario nazionale, non perché non hanno diritto di accedervi, ma perché di fatto non vi accedono. E questo deriva da condizioni di grave isolamento sociale, economico e sociale in particolare, e sia da condizioni oggettive. Per esempio il fatto, vi faccio un esempio giusto per comprendere, il fatto che essi risiedono in case occupate, per cui il medico di famiglia, per esempio, è ubicato in un'altra zona di Roma e non è facile raggiungerlo. Ora, nelle mappe, diciamo nelle 5 fasi dell'OSDOI che qui vedete rappresentate, come dicevo, non ci stiamo inventando nulla, insomma, in effetti qui stiamo ripetendo dei modelli che sono ampiamente utilizzati, ampiamente standardizzati, abbiamo metodologie e protocolli molto chiari, dove però poi la difficoltà, diciamo, del ricercatore, dello studioso, del valutatore sta nell'utilizzare un framework rispetto ad una realtà precisa di intervento. Come vi dicevo, ecco qui avete una sintesi di analisi di contesto, è quella alla quale facevo riferimento, e quindi il contesto di riferimento di questo servizio, in particolar modo assistenza medica di base, riguarda un municipio romano, uno dei più disagiati municipi romani. Un profilo importante da sottolineare è che gli ambiti di intervento medico-sanitario hanno riguardato cure di primo intervento, equivalente a quelle che si potrebbero avere, diciamo, dal medico di famiglia sostanzialmente, al quale, lo ripeto, però è importante questo punto, di fatto le persone o non accedono perché non vi possono accedere, migranti in transito, o non vi accedono perché vivono una condizione di tale isolamento sociale da rendere praticamente non attuabile l'accesso al medico di base. Bene, e le attività sono consistite anche nel supporto psicologico. Pronto? Sì, tutto bene. Sì, di supporto psicologico. Questo aspetto è stato molto importante perché? Perché non era, diciamo, sfuggiva un po' anche agli obiettivi iniziali del progetto. Le attività di supporto psicologico aiutano le persone a uscire dal stato di depressione, di crisi anche che fanno tendere all'isolamento. E i dati che abbiamo a disposizione, questi sono dati ufficiali offerti, diciamo, dell'Istat, quindi provenienti dall'Istat, danno dei coefficienti economici molto gravi, molto pesanti rispetto alle situazioni di disagio psicologico, perché per la salute mentale è molto rilevante la condizione di inattività, cioè le persone, gli inattivi disoccupati tra i 35 e i 64 anni riferiscono molto più spesso disturbi di depressione e in conseguenza del disturbo di depressione abbiamo anche tassi di assenza al lavoro superiori di 3 volte rispetto alla media annuale. Questo ci dà una dimensione anche un po' economica ed è questo appunto l'obiettivo del mio lavoro, è stato questo, quindi di dare valore sia all'aspetto sociale dell'iniziativa, ma anche darla in termini economici. Spesso diciamo, vengono trascurati, soprattutto quando gli interventi non riguardano l'inserimento lavorativo, per cui è più semplice perché l'inserimento lavorativo di per sé comporta un impatto economico, visto che la persona che trova lavoro poi di fatto comincia a produrre reddito. Bene, questi interventi che non nascono con questa finalità, se condotti in modo efficace, finiscono invece per sortire effetti anche dal punto di vista occupazionale e questo era per esempio uno degli aspetti inattesi non programmati dell'intervento. Dunque in questa tabella riassumo gli input monetari e non monetari. Come vedete rispetto ad altri progetti di valore di carattere nazionali o diciamo di più ampia estensione, le risorse monetarie non sono state tantissime, insomma poco più di 180.000 euro. Rispetto a queste sono modeste quelle non monetarie, 4.000 euro, che sono derivate da una valorizzazione delle ore di volontariato. Anche rispetto a questa valorizzazione esiste una ampissima letteratura. L'IMUC è diciamo, una delle prime ad aver sdoganato un po' i criteri di valorizzazione delle ore di volontariato. Preciso subito che non è stato possibile seguire le valorizzazioni a cui la MUC fa riferimento completamente e quindi comunque risulta un valore sottostimato. Perché? Perché è stato un po' difficile diciamo, valutare gli aspetti legati alla gratificazione personale, che pure però sono stati inclusi nell'analisi.
In questa diciamo, grafico si vede la composizione percentuale delle risorse. Ora comprendete bene come tutti i progetti prevedano un coinvolgimento, un cofinanziamento, quindi ogni attività svolta dagli enti filantropici deve comunque includere un cofinanziamento. Nel nostro caso ha riguardato il 19% delle risorse gestite, mentre la maggior parte di queste, il 73%, è derivata appunto da fondo beneficenza. Gli altri sono contributi di altri donatori nella misura del 6% e proventi figurativi, con l'espressione proventi figurativi faccio riferimento alla valorizzazione delle ore di volontariato. Questo è un altro elemento grafico che esprime gli stessi input ma in termini di unità di persone, per cui vedete anche le tipologie di persone incluse diciamo nel progetto, quindi chi di fatto ha erogato il servizio medico sanitario. Come vedete, oltre ai mediatori linguistici necessari ovviamente per intercettare le fasce della popolazione non italiane, sono stati poi impiegati necessari educatori, operatori, 2 medici e una psicologa e poi altri soggetti ovviamente che fanno riferimento un po' alla struttura. Questo è un altro elemento molto importante perché il progetto dell'ambulatorio sociale utilizza figure altamente specializzate sia in termini di volontari, sono tutti medici, cardiologi o oculisti, quindi tutte persone diciamo con altissima specializzazione medico-sanitaria, che i medici coinvolti direttamente nel progetto. Dunque gli stakeholder individuati sono stati diversi, molti dei quali non erano stati inizialmente previsti dal progetto e questo è anche un altro aspetto molto importante che dovrebbe far utilizzare sempre maggiormente le teorie, le metodologie di misurazione dell'impatto. Perché? Perché aiutano, come vi dicevo, anche l'ente valutato, stimato o del quale si vuole misurare l'impatto, lo aiutano ad estendere l'ambito di osservazione e l'ambito anche di azione delle proprie attività. In questo caso specifico è evidente che i più grandi stakeholder, i più importanti sono stati i beneficiari, seguiti poi da medici, psicologi, ma anche staff enti esterni. Molto interessante è qui adesso sono stati classificati in enti esterni in senso lato, ma molto importante è uno stakeholder che sono gli enti pubblici. Salto un po' su queste tabelle, perdonatemi, ma per ragioni di tempo, e se poi qualcuno di voi avesse curiosità ovviamente ci tornerò molto volentieri. Questa tabella ci mette in evidenza gli output. Allora, diciamo che grosso modo le metodiche utilizzate per la misurazione dell'impatto possono essere grosso modo raggruppate in 2 filoni, quelli che valorizzano gli output, quindi i risultati, le attività, ormai sono, diciamo, sono ancora ampiamente utilizzati in verità. Anche quando vengono chiamati di impatto, ma l'impatto in quel caso viene misurato in termini di attività realizzate, progetti conclusi o soggetti coinvolti. E in questo caso quindi le 835 persone che hanno beneficiato del progetto e le tipologie di consulenze che sono state realizzate, ma sono ampiamente superate da quelle che invece tendono a determinare gli outcome, quindi gli outcome, gli effetti, i cambiamenti importanti e significativi rilevati per i beneficiari. Ora, qui in questa slide, per ragioni di tempo, ho riassunto solo quelli dei beneficiari diretti, perché sono poi i più importanti ovviamente. E nella colonna di destra trovate, nella prima colonna, diciamo quella di sinistra, il tipo di outcome, quindi miglioramenti. Ve li leggo velocemente perché lo schermo magari potrebbe essere un po' piccolo, non facilmente visibile. Miglioramento delle condizioni di salute, in particolar modo quelle della salute ambientale, l'enabling, questo è molto importante, come vi dicevo, il progetto di medicina sociale tende a determinare la consapevolezza del diritto alla salute e conseguentemente nell'accesso effettivamente alle prestazioni medico-sanitarie. È l'obiettivo principale di questo tipo di attività. Ma poi ci sono altri, miglioramento dell'autostima e delle relazioni sociali e di conseguenza anche questo è un impatto non previsto dal progetto, non rientrava negli obiettivi del progetto, ma che invece è emerso grazie all'efficacia del progetto. Le persone riacquistano la fiducia in se stesse, mi riferisco in particolar modo a quelle che vivevano una condizione di disagio mentale e psichico-mentale, riacquistano fiducia in se stesse e di fatto riescono a trovare lavoro. Nella colonna opposta ovviamente trovate gli indicatori, anche questa è una variabile molto importante, noi ricercatori non amiamo condividerla troppo perché è frutto chiaramente dell'esperienza specifica del ricercatore e dell'abilità del ricercatore nell'individuarla.
comunque sono abbastanza intuitivi. È evidente che se voglio misurare il miglioramento della condizione di salute andrò a trovare il numero di persone che di fatto hanno avuto accesso al servizio e quelle che rispetto a questo accesso hanno determinato però, hanno dichiarato di aver capito chiaramente qual è il loro diritto alla salute. Se voglio misurare il numero di persone e il cambiamento determinato nelle persone che riacquistano fiducia in se stesse, andrò a misurare quante persone hanno di fatto trovato lavoro. Interessante anche gli outcome rilevati rispetto per esempio al personale coinvolto, quindi ai medici, agli psicologi, allo staff, quindi ai volontari. Riguardo per esempio questi indicatori è stato molto interessante il miglioramento del benessere lavorativo e la riduzione del burnout. Purtroppo questo è un aspetto con il quale si confrontano molto i medici e che è quello di, soprattutto i medici che operano nell'ambito, diciamo, che operano con le persone che versano in condizioni di grave disagio economico-sociale, è quello di non essere abbastanza efficaci, cioè di non aver raggiunto adeguatamente i propri stakeholder. E invece in questo caso è stato rilevato un interessante miglioramento. Molto importante, qui su questo mi soffermo qualche secondo in più, è l'outcome rilevato per gli enti pubblici. Gli enti pubblici non erano uno stakeholder previsto nel progetto, tuttavia l'analisi del progetto ha fatto emergere la forte partnership che esiste tra l'ente del terzo settore, quindi l'ente pubblico, l'ente privato, l'ente del terzo settore privato, l'ente del terzo settore privato con altri enti analoghi, simili, che collaborano, e quindi questa la forza della rete tra gli enti del terzo settore, un elemento importantissimo che merita di per sé una valutazione autonoma, e poi la partnership tra gli enti del terzo settore e gli enti pubblici. Ora devo dire che laddove si realizza a seguito di un'attività di coprogettazione, i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto riferimento, adesso non ricordo in quale dei casi, forse nel primo o nel secondo, ad una fortissima attività di coprogettazione, forse la De Pedri ne parlava. L'attività di coprogettazione prevede un'attività coordinata tra ente pubblico ed ente del terzo settore. In Italia è prevista, è normata dalla legge, come tutti sapete, purtroppo poco efficace. Bene, in questo caso la partnership non era prevista, non c'era un'attività di coprogettazione, si è generata spontaneamente grazie all'incontro di due realtà che si sono riconosciute, si sono apprezzate, si sono reciprocamente stimate e reciprocamente hanno migliorato l'efficacia del servizio erogato. Mi riferisco all'ente pubblico, quindi ai centri di salute mentale, centri proprio delle ASL del municipio di riferimento, e l'ambulatorio sociale, che hanno determinato un'attività proprio concertata in cui molti invii sono stati diciamo accolti, molte persone sono state accolte perché provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale, che non riusciva con le risorse a disposizione a erogare un servizio abbastanza adeguato, e d'altro canto l'esperienza dell'ambulatorio sociale ha aiutato i responsabili del centro di salute mentale a migliorare l'efficacia dell'azione, per esempio trasferendo una parte delle attività dentro l'ambulatorio sociale e quindi determinando quella decontestualizzazione che può aiutare soprattutto le persone affette da malattie psicologiche e psichiatriche. Salto sui volontari, non perché li voglia trascurare, ma per ragioni di tempo, ovviamente, per arrivare un po' alla valorizzazione degli outcome. Anche questo è un aspetto molto importante ed è forse una delle variabili strategiche più discusse, perché una delle principali critiche mosse a questa metodologia sta nel voler quantificare in termini monetari un cambiamento che è di tipo qualitativo, quindi non monetizzabile in realtà. Ora non possiamo chiaramente non riconoscere questo limite, ovviamente lo sottoscriviamo, tuttavia non tiene conto di un aspetto. La proxy finanziaria non è altro che uno strumento, no? Vuole agganciare un cambiamento ad una sorta di prezzo di mercato. Quanto sarebbe disposto il soggetto a pagare per ottenere quel cambiamento? Prescinde dal fatto che poi il soggetto paghi o meno quel prezzo, nel nostro caso il soggetto non era neanche in grado di pagarlo, per cui lo sforzo è nella ricerca di una proxy che sia fondata da un punto di vista teorico-scientifico, quindi il più possibile agganciata a dati ufficiali, e che abbia anche una sua logica. Ora, mi pare che in questo caso vi ho mostrato una delle proxy che sono state utilizzate, per esempio l'auto on pocket per le spese sanitarie private. È una delle possibili variabili, ovviamente, io non ne ho trovati esempi in letteratura, già utilizzati,
Io per esempio ho utilizzato questa perché mi sembrava quella che meglio potesse approssimare quanto un individuo teorico pagherebbe per stare bene. Come lo misuro rispetto ai soldi, al denaro che ciascuno di noi spende per le cliniche, per le visite private, quindi quelle al di fuori praticamente del sistema sanitario nazionale. Ovviamente tutte le proxy sono discutibili, quando si motiva in generale sia la scelta della proxy sia la metodologia seguita, diciamo, si migliora l'efficacia comunicativa della proxy scelta. Questo progetto è stato valutato nell'efficacia quinquennale, quindi se ne sono studiati gli effetti nell'ambito, diciamo, dei 4 anni successivi al completamento. E chiaramente l'attività importantissima è quella del benchmark e comunque quella della Antonietta, mi senti? Sì? Riesci a chiudere in un paio di minuti? Sì, certamente, sì. Chiudo assolutamente, perché chiudo con ecco, i risultati, quindi ovviamente tutte le valutazioni debbono tener conto delle attività e dell'effetto che sulle attività hanno avuto altri soggetti, perché è chiaro che il cambiamento non è determinato unicamente nel caso di specie dall'ambulatorio sociale, ma anche dal fatto, per esempio, che hanno collaborato altri soggetti. Molti dei cambiamenti si sarebbero realizzati comunque, forse, nel nostro caso in realtà no, principalmente quelli che riguardano la salute mentale, no scusate, non la salute mentale, ma l'altra, diciamo, l'enabling, quindi la consapevolezza del diritto alla salute, perché intercettava persone che di fatto non accedono, appunto, come vi dicevo, ai servizi sanitari. Tenuto conto, diciamo, di tutti questi aspetti, si è stimato, ed è importante questo, è stima, non è un valore oggettivo, il valore è facilmente comprensibile, anche i colleghi di Ca' Foscari appunto presentavano dei valori, diciamo, sono facilmente comprensibili a tutti. Dice che per ogni euro investito si ha un ritorno sociale di 1,62, per cui tutto l'euro investito viene recuperato e più c'è una crescita, per esempio, di 62 centesimi di euro per ogni euro investito. Quindi è un risultato molto importante, questo su un anno. Il parametro sale a 4,70 se l'analisi si estende al quinquennio. È chiaro che quali sono i limiti, diciamo, di questa analisi? Questi non debbono essere considerati dei valori oggettivi, sono valori oggetto di una stima, quindi di per sé confutabile e non incontrovertibile. Ma gli economisti d'azienda sanno benissimo che quasi tutti i risultati aziendali di sintesi, per esempio la stima del patrimonio netto, per esempio la stima del reddito, sono valori non oggettivi. Quindi l'accademia è ben consapevole e sa bene come interpretare i risultati oggetto di valutazione e di stima. Io però ne metto in evidenza il punto di forza, ha un forte valore comunicativo, è chiaramente comprensibile da tutti, anche dalle persone comuni, perché è facile, appunto, immediato, siamo tutti abituati purtroppo a misurare tutto in termini di denaro e quindi forse questo aspetto positivo va ad attenuare i limiti che però sono, ripeto, insiti in ogni tipologia di metodo di valutazione. Grazie, avrei finito. Grazie a te Antonietta, grazie mille. E visto che siamo arrivati un pochino lunghi, lascerei la domanda per te. Sì. Non farei questa parte qui, piuttosto rilancerei sul pubblico che si sta ancora seguendo col fatto che, se voi siete d'accordo, metteremo a disposizione volentieri le vostre slide sul sito la prossima settimana e anche comunicheremo come valorizzare al meglio i paper vostri dopo sentiti. Quindi prima di salutarvi dico a tutti che ci diamo appuntamento per chi volesse essere sempre con noi alle 15. Quindi ringrazio Sara De Pedri che è già andata, Maurizio Busacca, Gabriele Masci, Antonietta Cosentino e Lavinia Pastore, Giorgio Diotti per averci aiutato nel moderare e condurre questa sessione. E con alcuni di voi come Lavinia e Giorgio ci rivedremo sia questo pomeriggio che domani, quindi grazie. Perfetto, grazie mille a tutti allora. Grazie a voi. Grazie a te e a voi. Grazie.